Ie a Roma in sit chiamà Montecitori, che era la stalla d'un gran brut armè. L'andrenta il vulp, i lupi, gli occhi e i giumenti es radunavo suens a parlatori. Dalla bandiera russa all'aspersori e ai tre puntini, là ero tutti parenti, tutti camorista uguali, fuori, insolenti, tutti mortat fame, mei fra dal refettorio. E tanti galantom senza rimproci es chiamavo se per fa di deputà era proprio nel ad me di cui baboccio. I galantom che intanto non stavo a piansi tutti me vi, grattanti snucci per l'Italia che l'andava a gambi il va. Ma mi allò per trovare la spiegazione. Io scuerme che era Maciavella. Tire vin quando le vei alla vasera. Gave sang danarava, sa sei buono. Dappertutto, volendo fare una cosa bella, ventavei competenza e cognizione. Studiare, rifletti, non da macrason sempre col calzamna la bartavella. E invece, entrenti in una sala elettorale al dì delle elezioni, guardavi intorno quando è in funzione al corpo elettorale, guardavi ben anghegna si elettori, si campione dal suffragio universale. I beh, in clameila, i sono più svic che loro. Loro es chiamavo apposta liberale, per avere buona grazia e mai digno, a cane barian e manco mal, danda sem via col diac e mai dal sol. Riva poi al tempo del lotti elettorale, avanti fiei a spendi a ruttacco, mentre intanto viac, buon provinciale, per pagare il tai, s'asciancava un co'. Una volta possetanza al cadrighin, tutto il più grande affare sua eccellenza l'era dispensa cruz, sorris, in chi. Mentre la sua beata incompetenza la spianava l'entrata ai birichini, la pronta a piada saut la diligenza. La libertà. Io nunca la discuto. Basta ma che la serva nei a pretesto per tenere Andrea i timi dei UNES e pusa in prima fila i farabut. Libertà. Libertà. Gara ai più lesti, ambranca i portafei e poi salute. Agli impiegati per provvedere a tutti e sua eccellenza per provvedere al resto. Guardate che vedi. Agli esteri in dottor, alla guerra in gran giudice a riposo, al finanzi in speciale o in professore. La va d'incanto. E adesso che avere fa sul ministro tan per fa qualcosa? La corsa di aso me che sfat carva? E sì, con tutti i tiro e non caltè, con gli impiegati che ero loro padrone, con una camera folle ed ambruglione e gli uffici tutti pieni a mangiare per me, con il finanzi che ero a toc meltron e i ministri che favo finta di me, cari miei cari fiei, vantava ben andare tutti me cui ad Russia in perdizione. Ma la stella d'Italia da lassù l'ha provvista a impedire tanta ruina con la forza della magica virtù. Viva, d'accordo di tutti la libertà, ma viva anche il travaglio, la disciplina. Viva la nostra Italia! Eia, allora!